Ancora siamo a Fumane, in piena Valpo, terra dei vin. Qua è il Valpo superiore, il Valpo Ripasso, ma soprattutto l'Amarone e il Recciotto. E vi porterò nella Val Sorda, ma prima facciamo il pieno dei panetti col salame. Adesso abbiamo cominciato, seguiremo il corso del Pronio Mondrago fino al paese di Mondrago. Come avete visto dal cartello, il CAI è classificato percorso come EE, cioè escursionisti esperti, perché ha anche dei tocchi attrezzati. Infatti non come le battecche perché vi sarà da adoperare le mani. Quindi bellissimo, ma a bocce piccoli no. E se appena più che tanto muoio in terra, attenzione. Quello là è un ponte tibetano della Val Sorda. Ecco, quella che si vede là in cima era il pinnacolo della paura. Adesso non è più sta fatta manutenzione, per cui è molto difficile da raggiungere. Adesso sì. Ecco, Buttei, che non vi venga in mente da venire qua con le scarpe slise sotto, quelle da pericena, perché si sbriccia con le scarpe da montagna. Ormai ho imparato che quando mi vado nei posti dove hai i progni bisogna che mi porta via il costume, all'improvviso mi viene massa voglia da buttarmi in acqua. Tra l'altro sono a seguire il metodo del Wim Hof, per cui mi fa altro che bene. Adesso che ho fatto il bagnetto, un bel panetto col salato.
sul cartello che era all'inizio del sentiero era scritto che da queste parti che anche Ognalde e Signapole, spero che non le metta qualche virus. Qua siamo arrivati nel punto dove il Pronio si è un po' spianato. Prima delle cascatine, qua è un po' più tranquillo, si sente anche meno il rumore dell'acqua. Comunque è un posto, un vero gioiello sconto nella Valpo. Secondo me Salgari, prima di scrivere i pirati del Monpracen, ha fatto un giro qua. E dopo una piccola pausa a Mondrago, un paese con una pace incredibile, mi sono rifocillata una fontana, pieno la borraccia, e adesso che da fare un tocco di strada asfaltata fin dove si ciapa un altro sentiero per andare al ponte tibetano. Parlare al ponte tibetano, metti una naso, di là o di là? Ah, dritto. Ah sì, vengo su dalla Val Sorda, se no sarei a... Ti vieni dalla Val Sorda? Go la macchina su alla Val Sorda. Allora ti sei costretto ad andare su di là. Allora... Per andare a casa. No, sono da su da Mondrago, sono venuto qua e adesso vado al ponte tibetano. Però se non aveva questa mi su. È bella, è l'azzurra e le... È umida. Beh, ho cattato dei fiori fantastici, ho fatto una bella cioccolata in lingua veneta e mi sono goduto. Ed ecco il ponte tibetano. Wow! Troppo vento, via!
Yes! Ponte tibetano, allora le lungo 53 metri, le alto 40 metri dal torrente, incredibile, molto bello, molto bello. Stupenda, Valsorda è una delle robe più belle che abbiamo qua in Valpolicella. Diciamo che non è mia proprio una passeggiatina con le scarpette da ginnastica, non è mia un posto per bocce piccoli, però le scenari eccezionali, natura veramente salvega, come mi piace a me. Ecco, mi raccomando, se vi è piaciuto il video, scrivete mi piace, iscrivetevi così ve ne fa vedere altri. E ricordatevi, se vi piace la natura, la regola è sempre la stessa. La si solo peste, tu li su solo scoasse. Ciao!